Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi ragazzi live reaction di Napoli-Spezia. Ma capite, no? Ci siamo intesi. Napoli-Spezia, che come ricorderemo l'anno scorso ci ha tolto punti. Quindi oggi non voglio brutti scherzi. Veramente non voglio brutti scherzi. C'è un po' di turnover, ma non massiccio come quello con Lecce. Penso che Spalletti l'ha capita la lezione. Quindi un bel mi piace, una bella iscrizione. Ho visto che abbiamo superato i 10.000. Grazie mille ancora a tutti. E commentate, visto che voi già sapete cosa è successo. Andiamo dentro, dai cazzo! L'ultima è stata contro la Juventus. Il primo tocco sul pallone è per le Aquile. Si va! Comincia la sesta giornata, comincia Napoli-Spezia. Dai Napoli! Già si stanno tuttando intero. Che là, guardate, comincia la partita. Mamma, già stanno perdendo di. Vai che vada. Che tunnel! Che tunnel! Un altro! Tira! Non ci credo, che sarebbe stato, non ci credo. In diretta, impressionante. Mamma mia, comunque clamoroso. Bastuma, non fai una naft, veramente però, bastoni, Bastuma, veramente non fai una naft, dove? Saremo sempre con te, saremo sempre con te, saremo sempre con te e non ti lasceremo mai. Non è fallo. Che poi lascia lì per Di Lorenzo. Ma quando ne su? Ma no, da su portiere! Bella questa giocata, bella. Vai, bella, dai, la Raspadori! Gliela devi dare prima! Ce l'era prima il Raspadori, Elmas! Paro cazzo! Dopo lo rivediamo. Certo che ha sbagliato, ce l'ha data prima! Santo Elmas! Perché non lo preferisci? Perché non c'era, no? Se ne punisce! Marco, para! Ti prego! Non ci credo, Drongoschi, che t'ha mai fatti male, madonna santa, quanto lo amo a questo! Poi come si scema! Uomini addosso, uno di questi Juan Jesus. Ma non lo so, se è dormito Elmas. Ma roba, perché facciamo io non ci capito ancora perché facciamo questi schemi. Io veramente ancora ci capito perché facciamo questi schemi di merda da sopra al calcio d'angolo. Ma io non ancora mai ci da rendere conto perché? Perché pardim, puntualmente pardim. Che se buono, vai Raspadori, vai 35 minuti, vai Raspadori, vai 35 minuti, vai Raspadori, le mise buono, tira Elmas, no, tira, para, maronna, mi leva sta capicazzananza. Ma non so come lo vedo un po' senza genio, oggi, mi vedo un po' senza voglia. A coccruni non lo so che è stata penna, vedo un poco barcollanti. Hai fatto serata ieri? Ma ci muovi, dai, Elmas, tu che vuole strafare, Ci sa che boffa, vai, Don Belli, Don Belli, vai. A burgatura tu serve. Che sei buono, mannaggia, vedi, c'è la difesa dello Spezia, abbiamo pure a pallone la difesa dello Spezia. Cosa nuova. Vai, quando c'hai su non fa mangiare proprio, il ladrone ne hai, hai dietro, e ma da parte contropiede loro, e mo parte il contropiede loro, mamma mi santo mere, poi che parto contropiede loro. Perché poi crei tante occasioni, in Napoli parlo, ti sbilanci, pensi che sia una partita ormai indirizzata, invece lo Spezia difende. Siamo sempre stessi, facciamo sempre lo stesso. Zanzimma cazzi, fa un tiro buono. Da chi stu caprone come sta trasendo con quella chissà già sì, ma va a fanculo. Chissà, secondo me era andato per fare il contrasto, quindi si è ritrovato senza poco. A posto, fine primo tempo, 0-0. Noi stiamo giocando, ovviamente, lo Spezia si chiude e riparte. Però un po' trasi. Vediamo nel secondo tempo. Vai. Inizia il secondo tempo, dai. Ma chi sei scemo pronto? Ma Drongoschi si è fatto oggi, paro cazzo, Drongo. Un pallone non lo che so a pigliare. Sei scemo proprio, Spezia un po' cazzo tutto l'anno, guarda, è una cosa incredibile sta squadra. Sta squadraccia. Vai Politano, tira! Oh, ma non se leva una caga. Ma sti capi cazzo perché tenete sempre annanza? Sta difesa lo Spezia, no? Sti capi cazzo, ma da uomo. Pigliamo sempre il capo, pigliamo. Dai, veloci! Cioè, non potremmo essere stronzi tutti gli anni. Non possiamo essere stronzi tutti gli anni con lo Spezia. Perché non cambiamo mai? Perché?
E riparte lo Spezia, stanno in attacco. Stanno in attacco. Mamma mia, pure un po' di mazzi, un po' di culo, che ne sa, c'è una deviazione, una cosa, niente noi, niente. Lobo, un'invenzione della tua. Tiro buono! No, niente, Tronkowski, niente, non può far segnare il Napoli. Oggi Tronkowski. Mamma mia, stasera viene incubo, che ne sa, da che è l'incubo, non è un remake, è il film di... C'è il remake di un film già visto questo qua, Non entra, vado là sotto la porta, caga, guarda qua, caga a capuzzo. Cucuzzillo che te? Non entra. E non entra. Non perdiamo, pallo, guarda Cudelo, Prova a scappare via. Rachmani prova ad aggrapparsi ad Agudelo, poi rimonta. Agudelo è in mezzo a tre, ma in che senso è in mezzo a tre? Mamma mia, Raspadori, ma chi cazzo c'ha sta palla? Mamma mia, un cross decente. Mamma mia. Madonna, ma perché già fai firmo? Con Spezia già fai firmo. Ma hai visto questi due cosa hanno creato qua? Quindi in quel caso magari non se l'aspetta più, era molto defilato. Io veramente non ho parole. Mario, lui e Meret qua. Guarda questo che palla che gli dà Meret. Raspadori, devi passare niente, Raspadori, devi passare niente. Accelerato, no, non gioco manco ci trova sto giallo. L'arbitro ha izzaurito, ditta di l'angulo sto riso. Subito l'indicazione al quarto uomo, 1 minuto di recupero solo per questo. Ah, ce l'ha dato giallo. Vai, ci siamo ancora. Gaetano al limite, ci prova! Maron, un'altra volta con sta testa davanti, io non ci credo. Abbiamo preso tutti la testa di Kivior. Tutti la testa di Kivior abbiamo preso da furiare. Tutti la testa di Kivior. Mettila bene, di loro in mezzo. Oh, è buono. Mamma mia, Raspadori, na tu tiri in merda. 35 milioni. Na tu tiri in merda. Cioè, che se ne in grado proprio fare un tiro. Non entra, non vuole entrare, non entra, basta, proprio alzo bandiera bianca io. Non entra. Non trasa sta palla, non trasa. Ma che ci ha fatto male per Spezia? Raspadori! Jack! Adavocesso! Jack! Ne zeccato il pallone! Uno li ha zeccato! E li zeccato alla fine! Muti! Suca! Jack! Acidocessimo! Ma fa mocca! Ma avesse fa una chiave che ha tutto quanto per fare qua buono! Ma avesse fa una chiave che ha 1-1 per fare qua buono! Mamma mia! Muti! La tasta zitta perché fino all'89esimo Steven si scianna tutto quanto. Quando vi fa male il pancino perché le vostre squadre del cuore non riescono a battere i vicecampioni d'Europa per 4-1, non venite a gufare le altre, a sfottere, a siccià, perché ve lo mettiamo là, no? Dove non batte il sole, quando meno ve l'aspettate. Sempre Forza Napoli, dai cazzo.